ora in onda Potere al Popolo. Proprio queste frasi inutili. La porta la lasciamo aperta, dice Simone. Oh, ci sono le correnti, ovunque ci sono le correnti. Anche qui ci sono le correnti, ma ci vuole un po' di corrente. Ci capeo, ti dà un po' di brio. Buongiorno, siete briosi? Buon mattino da Semivarin, vi siete sintonizzati solo adesso su Radio Libertà. Cosa vi siete persi? Tranquilli, trovate tutto quanto nel podcast sul sito radiolibertà.net, cliccate podcast, trovate la rassegna stampa di Semivarin e anche la trasmissione appena conclusa di Giulio Cainarca, minimo, così come trovate tutto quanto sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e naturalmente sul canale YouTube. Il sito del Corriere: l'intelligenza artificiale farà davvero strage di posti di lavoro? Ecco chi continuerà a essere insostituibile e i problemi che i bot non sanno risolvere. Oh oh oh! Oggi il Corriere ci dà speranza, wow! E cos'è mai successo? Subito sotto il pesantissimo raid russo su Kiev, almeno 10 morti, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky: ho chiesto agli USA la licenza per produrre i Patriot. Vediamo invece l'apertura di Repubblica. La Corte di Giustizia UE conferma la multa di 4,1 miliardi a Google per Android. Poi anche qua l'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli ed incendi. Il Vaticano, che ha scomunicato i lefebvriani, ora è ufficiale. Tra pochissimo anche i vostri WhatsApp, tantissimi arrivati nel corso della mattinata al 340 6709 659. Avremo la nuova canzone di Francesco Salvi che si intitola Ti posto, ma poi subito arriva Massimiliano Romeo. E certo, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ci riporta su quello che è per noi l'argomento più importante. Torniamo a parlare e sentiamo le ultime news sull'autonomia differenziata. Qui Parlamento. Presidente, solo per ribadire che siamo, nel senso, quantomeno giochiamo a carte scoperte finalmente. Abbiamo capito che da parte del centro-sinistra c'è una volontà di totale ostruzionismo sulla riforma dell'autonomia differenziata. Loro sostanzialmente fanno ostruzionismo ad una legge che hanno votato loro, anzi ad una riforma che hanno votato loro. Colleghi, assolutamente non consento, perché, come dire, la vis polemica l'attribuisco con pari diritto, diciamo, alla passione per l'intervento. Quindi prego, Presidente. Guardi, Presidente, con estrema calma. Ostruzionismo, il centro-sinistra fa ostruzionismo all'attuazione di una riforma costituzionale che hanno fatto loro. Quindi, facendo questo, il centro-sinistra va contro se stesso. A me spiace, perché io so che ci sono dei colleghi anche nel Partito Democratico che sono del nord, che vorrebbero invece una spinta federalista, ma purtroppo fanno i federalisti a Milano o a Torino piuttosto che in altre zone del nord, e quando arrivano nel loro partito al centro trovano il loro capogruppo che è più centralista dei centralisti. Perché? Perché le audizioni sono state fatte, esperti, avvocati, costituzionalisti, i governatori, l'ufficio parlamentare di bilancio, la ragioneria. Che altre audizioni ci dovrebbero necessitare? Poi ricordiamo anche che non è vero che quello che abbiamo portato avanti è in conflitto con la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non ha detto che sulle materie no LEP bisogna fermarsi e non si può andare avanti. Quindi si va avanti, le materie sono protezione civile, che poi, se tutte le regioni, ringraziamo il senatore Cataldi che ha fatto un grande spot per l'autonomia, non è colpa del governo se tutte le regioni non hanno questa opportunità o questa possibilità, basterebbe che le altre regioni la chiedano e le verrebbe concessa anche a loro. Questa è l'autonomia, dà la possibilità a chi chiede di poter ottenere. Quindi grazie senatore Cataldi, grande autonomista,
che ci ha fatto intendere, e anzi si faccia lei portavoce presso le altre regioni per fare le stesse richieste. E il coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria è coordinamento della finanza pubblica, vuol dire una autonomia nella gestione finanziaria che non tocca i LEA, che sarebbero i LEP. Se lo ricordi, Boccia, i LEA sono i LEP, sono equiparati. Io capisco tutto, siamo sempre disponibili ad affrontare qualsiasi argomento che lei vuole, ma il tema è questo: nelle 4 materie richieste c'è la possibilità di andare avanti. A me spiace che ci sia questo vostro atteggiamento, avete tirato fuori un sacco di critiche, ma sono tutte ovviamente pretestuose, come quello che, essendo un'autonomia differenziata, tutte perché le materie sono le stesse nelle 4 regioni, senza tenere conto che sono regioni molto simili, che hanno caratteristiche uguali, e soprattutto non c'è scritto da nessuna parte che perché è differenziata ogni regione deve avere una materia diversa. Ma mi scusi, ma che tipo di atteggiamento è questo? Davvero siete peggio degli azzeccagarbugli, cioè questa è la verità. Cioè non volete la riforma, nessuna riforma del paese, dalla giustizia al federalismo all'autonomia. Siete coloro che vogliono mantenere per sempre lo status quo, salvo poi lamentarsi che le cose non funzionano e dovrebbero andare meglio. Il problema è questo, quindi noi andiamo avanti su questa strada, non c'è nessuna volontà di fermarsi, vi abbiamo dato tutto lo spazio possibile. Volete fare ostruzionismo? L'avevo già previsto alla conferenza dei capigruppo, Boccia, lei se lo ricorda che gli ho detto che lei avrebbe fatto ostruzionismo? Ma no, non è vero, lei fa il processo alle intenzioni. Oggi è la testimonianza che si sapeva già qual è la vostra volontà. Ma scusate, se è vero che la democrazia, perché ho sentito dire che la democrazia è una cosa seria, bene, è una cosa seria. C'è una parte politica che ha vinto le elezioni, c'è una parte politica che le ha vinte con un programma, c'è una parte politica che ha tutto il diritto di portarla avanti, senza fermarsi di fronte ai vostri tentativi subdoli di fermare qualsiasi ipotesi di cambiamento. Fatevene una ragione, colleghi, fatevene una ragione. L'autonomia la portiamo avanti. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Che bella storia! La posto! Che bella foto! La posto! Va che ragazza! La posto del TikTok! Dati una mossa o ti schiodi o ti scrolla! Uè TikToker, mettimi un like, ma quanto mi costa? Uè influencer, dimmi che esisto, almeno mi posta! Uè sequencer! E questo chi è, scusa? La mamma mi dice leggi, studia, pensa. Sì. Il social mi dice scrolla, clicca, posta. Sì. Bello parlare sdraiati sul proprio sofà. Sì. Come artigiani influencer del qua da qua. Sì. L'amico si traveste, fai la foto. Sì. Il gatto che cucina, fai la foto. Sì. Mentre riprendi il cane, il mondo va a puttane, perché è più facile che andare a lavorare. C'è una rapina, La posto! che bel borseggio, La posto! che bel pestaggio. La posto! Dati una mossa o ti schiodi o ti scrolla. Oggi la vita è fatta di commenti. Se sono belli o brutti, comunque ti lamenti. Parli sempre di storie più grandi di te, perché forse di cose più piccole non ce n'è. Tradisci la tua amica e fai la foto. Ti fingi con il Rolex e fai la foto. Gente che muore per lavorare, gente che muore per postare, gente che muore e basta. Ah! C'è un incidente! La posto! Bombardamento! La posto! C'è un'alluvione! La posto del TikTok! Dati una mossa o ti schiodi o ti scrolla. Vuoi andare virale? Sì. Ti dirò cosa fare. C'è del bullismo, Lo posto! lo strafottismo, Lo posto!
c'è del sessismo. L'opposto. Dati una mossa o ti schiodi o ti scrolla. Che brutta storia. La sparatoria. È una canzone educativa, questa nuovissima di Francesco Salvi, che naturalmente non sento da nessuna parte, chissà come mai, quando arriva una canzone intelligente, fatta in maniera divertente, non la trasmette nessuno. Francesco Salvi, quello del drive-in, quello di c'è da spostare una macchina, è un diesel, quella di Esatto, quello di La macchina del capo. Accidenti, l'avete già dimenticato. Francesco Salvi ha fatto questa nuova canzone intitolata Ti posto, un ritorno alla musica per l'artista che ha 73 anni, una satira feroce e ironica sull'era dei social network dove postiamo qualunque cosa. Quante volte abbiamo visto questi esempi terribili di giovani che davanti a una tragedia postano le immagini. Dimmi che esisto, almeno mi posta. Ecco la necessità moderna di convertire ogni istante della vita in contenuto per ricevere conferme visive dagli altri. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma noi siamo troppo avanti, in questo siamo peggio del PD, abbiamo sempre delle idee troppo avanti, vedi, ci portiamo avanti mandando in onda la musica che non c'è, perché questa è una canzone uscita ma non la trasmette nessuno. Un grande saluto a Francesco Salvi e chiaramente noi ci siamo. Senti però, le mutande di Radio Libertà nella teca, io questa non l'avevo proprio mai vista. Devo ringraziare questo ascoltatore. Le mutande di Radio Libertà che abbiamo distribuito la scorsa estate a Pontida, ma chi le volesse, se venite a trovarci nella sede di Milano, via Bellerio 41, zona Affori, le abbiamo proprio qua, appena scendi le scale, ci sono in vendita le mutande autografate da Sammy Varin, messe sotto vetro, in teca. Questo ascoltatore è veramente grande, preveggente anche, perché comunque sarà una roba da collezione, da ricordo. Sai che noi siamo sempre a rischio chiusura, no? Cioè, se scrivi Radio Padania, fin dai tempi, Radio Padania, lo scrivi su Google e appare chiude. Ma era da 20 anni che doveva chiudere, poi non abbiamo mai chiuso, semplicemente ci siamo aggiornati chiamandoci Radio RPL, adesso Radio Libertà e poi chissà. Però complimenti a chi mi ha mandato la foto delle mutande di Radio Libertà sottoteca. Può essere un'idea anche, sì, devo dire, il nostro Grimoldi mi sa che ha qualche idea in più, Marco Grimoldi, responsabile gadget di Radio Libertà, che se ne inventa di tutti i colori. Ricordate la sua trasmissione in onda il mercoledì alle 15:30, Lega e dintorni, con sempre ospiti dalle sezioni della Lega, trasmissione che poi trovate in replica in vari orari del giorno, della notte e del weekend. Ciao Sammy, io per controllare gli additivi l'uso l'app Yuka, si chiama Yuka con la K, molto comoda, basta solo inquadrare il codice a barre, se il prodotto è scarso o mediocre ti dà le alternative. Ullala, è interessante, abbiamo parlato prima di tanti cibi che contengono decine, magari centinaia di additivi. E a volte ci viene la paura, lo so, poi chiaro, guardi il portafoglio e dici ma cosa me ne frega, compriamo qualunque cosa, basta che costi poco. Però in alcune cose, in alcuni alimenti sono veramente troppi. Allora proviamo a scaricare l'applicazione Yuka con la K
e vediamo un po' che cosa succede. Intanto certamente sono tantissimi WhatsApp che mi avete inviato al 340 6709 659. Ho la fortuna di condurre una delle trasmissioni più ascoltate qui su Radio Libertà ed è un grande onore chiaramente per me a sentire poi a mia volta quelli che sono i commenti, i complimenti, le critiche da parte vostra a ciò che diciamo su queste frequenze. Ma l'Unione Europea serve solo a creare tasse, regolette e censure? Chiudiamo questo dannoso baraccone. Caro Silvio, ci stiamo lavorando, purtroppo, come dico sempre, e lo dico soprattutto al traditor Vannacci, per cambiare ci vuole molta pazienza. O fai una rivoluzione sparando, uccidendo, eccetera, o altrimenti, soprattutto se si è in una coalizione, ma probabilmente il general traditore lo imparerà, ci vuole molta pazienza, ma poi ci si riesce, perché se guardi su alcune argomentazioni, tipo ad esempio l'autonomia in Europa, su situazioni che riguardano molto la nostra vita quotidiana, qualcosa si sta muovendo e sono un po' gnocchi, è vero, sono un po' gnocchi. Sull'immigrazione si muove un po' di più. C'è Merida Ferrara, un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Buongiorno, sono Merida Ferrara. Ho ascoltato che dicevi che le persone che venivano dal sud negli anni 70 e 80 erano italiani anche se parlavano dialetto. Io dico soprattutto che erano cristiani, erano cattolici, erano credenti, frequentavano le chiese e quindi avevamo la stessa religione, pur ognuno provenendo da una regione diversa dall'altra, e questo è l'importante, è la difesa della nostra religione, della nostra cultura e della nostra civiltà. Questo è molto importante e questa è la differenza. Grazie, tanti cari saluti ed è un piacere ascoltarti, caro Semmi. Ed è per me un grande onore entrare nelle vostre case, sulle vostre automobili o accompagnarvi mentre si passeggia in giro a fare shopping. Beh, aspettate ancora qualche giorno, che questo sabato cominciano i saldi. Allearsi con Futuro Nazionale è come allearsi agli sgrillettati. Vi immaginate un governo con due galli, Meloni e Vannacci, oltretutto due centralisti? Lo dico da leghista, anche no, via i traditori. Anna Maria, mi fai paura, però effettivamente hai ragione anche tu, due centralisti come Meloni e Vannacci. Forse è per quello che l'autonomia la stiamo per fare adesso, pare che ci sono ormai notizie imminenti. Non dire niente. Qualcuno mi ha spedito il filmato di Vannacci che dice cose, lo vogliamo riascoltare? Io mi chiudo le orecchie, voi ascoltatelo. Io oggi sono qua, chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va. Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No, signori, sono qua. Io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Ancora ci credo. E andremo avanti tutti insieme e non ci fermeranno. No, non lo fermiamo certo, finché non si fa una legge per chi cambia casacca in questo modo. Chiaro che, lo ripeto, io sono innamorato del generale Vannacci, non capite male, sono innamorato tradito, e quando lo incontrerò, perché sono certo lo incontrerò probabilmente da giornalista minimo, non certo da militante della Lega quale sono, e gli darò la mano e lo guarderò negli occhi dicendo: ma c'è da fidarsi, generale? Con tutto il rispetto, ripeto, per una persona assolutamente tra le poche che trasmettono qualcosa in questo triste panorama politico, ma c'è da fidarsi di queste persone? Allora forse
è meglio tenerci quelle che abbiamo, che non sono così perfette magari. Io di tutti quei bonus che avete fatto non ho avuto niente. Si può sapere chi li ha presi tutti questi bonus? Gli italiani si possono contare sulle dita di una mano, perché sono pochi chi può contare su un ISEE che dia il diritto, perché sono fisicamente più controllati, soprattutto sulle buste paga. Vero? Vero anche che, ti dico, ti parlo da padre che non guadagna poi così tanto su queste frequenze, ti puoi immaginare, e che ha 2 figli di 15 anni, e insomma qualcosina ogni mese arriva, per fortuna. Personalmente non mi sono accorto di questo risparmio su gas e luce, però ho notato che sono aumentati e che tutto sia aumentato. Basta andare al supermercato per capire il calo del potere d'acquisto con la stessa pensione. Bravo Battista, sono d'accordo anch'io, e ripeto, anche gli sconti, sai che io sono un S lunga per sempre, anche gli sconti all'S lunga, quando ti fanno lo sconto del 20%, mi viene da ridere se non da piangere, ecco, decisamente siamo a questo livello. Poi un altro messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao caro Sammy, Uè. io seguo sempre dalla vita. Grazie. Domanda, potresti fare 2 o 3 esempi, uno anche su cui Vannacci dice il contrario di quello che diceva prima, perché il problema secondo me è che la Lega è cambiata molto nelle istanze, soprattutto nelle cose che fa, e quindi tante persone si stanno rivolgendo a qualcuno che dice ancora le cose che diceva Lega, che adesso Lega non solo non dice più, ma soprattutto non fa. Quindi se per coerenza intellettuale facessi un esempio pratico del contrario, cioè di quello che dice Vannacci contrario a quello che dice la Lega, te ne sarei molto grato, perché sennò è solo ho paura che questo mi ciuccia i voti e quindi gli do contro a priori. Ciao Stefano dalla provincia di Lecco. Grazie Stefano. Ciao, ciao. Grazie dell'ascolto, soprattutto so che siete in migliaia e migliaia ad ascoltare, e solo il 5% spedisce messaggi, per cui quando ne ricevo così tanti fa veramente un po' impressione capire quanta gente in realtà ti ascolta, e non abbiamo certo soldi per fare sondaggi. No, la verità è che che Vannacci dice la stessa cosa che dice la Lega, la stessa identica cosa che dice la Lega, ok? L'unica parolina che non ha imparato è quella che noi siamo nati per quella parolina, è l'autonomia, è il federalismo, le macroregioni, la responsabilità, e quella non l'ha voluta imparare, è vero. E quindi ritrovarsi gente che dice la stessa identica cosa in coalizione non ha senso, cioè è uno che, parlando in soldoni, ti fa concorrenza dicendo la stessa identica cosa, ma la racconta con più bravura, perché comunque è bravissimo a parlare, Vannacci, eccetera, e quindi è una roba che rovina in questo senso la Lega. Tu dici tutta invidia? Sì, assolutamente sì, tutta invidia. Se non entrasse in coalizione Vannacci, cambierebbe qualche cosa? Bella domanda, per i sondaggisti sì, nel senso che la coalizione di centrodestra avrebbe più voti, un Vannacci che dice la stessa cosa che dice la Lega e che dice anche molto spesso Fratelli d'Italia, serve soltanto a scombussolare le cose in una coalizione, o c'è la famosa paura del campo largo in versione destra. Oggi si scrive sui quotidiani un campo largo a destra, nel quale puntualmente poi si litiga su alcune cose, altrimenti se non c'è differenza uno dice ma scusa, che differenza c'è tra la Lega e Futuro Nazionale? Pensiamoci, te l'ho detto, questa radio serve anche a questo, è interessantissimo sotto questo punto di vista capire la differenza. Per me la differenza la fa quel guerriero, già, l'Alberto da Giussano, quell'idea che non è mai tramontata, mai, al di là delle persone, al di là dei traditori, già, al di là dei traditori, non solo il generale Vannacci e molti altri che se lo sono messi qua per anni, se non per decenni, l'Albertino da Giussano. E l'idea dove è finita? Ecco, per me l'importante è l'idea. Poi ci sono tante persone diverse, chi più bravo, chi meno bravo, chi più volgare. Abbiamo nominato Borghezio ai tempi addietro, adesso Borghezio è passato a miglior vita, nel senso buono, nel senso buono.
capito? Ci sono diverse corde da sfiorare quando si fa politica e serve sfiorarle tutte quante, quindi quando ti si rompe una corda, va bene così, per cui quella corda magari viene utilizzata in un altro partito, è comunque una perdita, però l'ideale è quello. Il federalismo, il territorio, le lingue, i dialetti, le tradizioni, i nostri nonni, i nostri genitori, gli insegnamenti che ci hanno portato avanti, un'Italia sì unita, ma prendendosi le responsabilità, un nord che è quello che tira la baracca da sempre. E certo, adesso abbiamo riempito il sud di PNRR, stanno andando più veloci loro di noi, penso un po' che roba, ma tu ci credi? E per quanto? Zitto, zitto, zitto. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, ma domani 3 luglio Matteo Salvini sarà a Firenze per inaugurare la nuova sede della Lega Toscana. Firenze 3 luglio ore 18 via Pistoiese 168, Matteo Salvini a Firenze, assolutamente da non mancare. Spargete la voce perché a Firenze non so se mi spiego, e Firenze. Poi certamente se vi trovate invece in Piemonte, l'appuntamento è a Capriata d'Orba e qui si mangia il fritto misto. 3, 4, 5 luglio, Lega Sezione Alto Monferrato, Capriata d'Orba, 31esima festa della Padania, fritto misto. Grazie a Simone in regia. Sammy Vani ritorna domattina alle 7:30. Avete ascoltato